C'è un filo rosso, o meglio rosa, che lega la città capoluogo della Marca trevigiana alle due ruote a pedali e al Giro d'Italia in particolare. Un legame che passa attraverso la figura di Nani Pinarello, la storica maglia nera al Giro del 1951. E la 19ª tappa del Giro d'Italia, che oggi da Treviso porterà il gruppo a San Martino di Castrozza, vuole proprio celebrare anche questa figura. Una tappa bellissima, lungo 66 km, tutti trevigiani, che porteranno la carovana fino al passo di San Boldo. Faremo una festa, gli dedicheremo un pensiero, facciamo partire una medaglia storica, la prima vera miliare di mio papà, e seguirà 9 ragazzi con bici storiche di quegli anni, gli anni 50-60, rigorosamente in maglia nera, la stessa maglia nera, la replica che aveva usato mio papà, che ha vinto mio papà nel famoso Giro d'Italia 51. La passione del ciclismo ce l'abbiamo nel DNA e oggi Treviso sta dimostrando tutto questo, e in più con questa giornata e grazie a questo sport tutti potranno godere delle bellezze della città sotto un punto di vista diverso, a piedi e in bicicletta, quindi godiamocela. È una grande festa grazie al Veneto che ogni anno contratta con il patron del Giro, Mauro Vegni, lo ringraziamo perché con lui ogni anno chiudiamo un contratto sudato più del Giro, però anche quest'anno grazie a questo accordo Regione Veneto RCS abbiamo avuto l'arrivo di Santa Maria di Sala, questa partenza da Treviso, la partenza da Feltre, l'arrivo al Monte Avena e poi la madre di tutte le battaglie, quest'anno il Giro finisce all'Arena di Verona, quindi tutti all'Arena domenica, mi raccomando. Oggi i programmi, ve li svelo, sarebbe da andare in fuga, però sapete, un terno all'otto, entrarci, speriamo bene, la condizione c'è, si è visto l'altro giorno, peccato per quel 10° posto ristretto perché probabilmente mi sono mancate un po' le gambe nel finale, probabilmente dal freddo del giorno prima, però ci proviamo, ci tengo. Sono dell'idea che si può sempre migliorare anche quando si vince, perciò non sono riuscito a cogliere una vittoria, però non ho grossi rimpianti, insomma quando dai il 100% ripeto non puoi avere rimpianti, sono davvero contento, ho tenuto tanti piazzamenti, è vero è mancata la vittoria, però in questi ultimi 2 giorni sto vivendo qualcosa di incredibile perché non mi era mai capitato di gareggiare, di passare sulle strade di casa ed è qualcosa di magico. Oggi ovviamente è una giornata di festa che condividiamo con i nostri concittadini perché riteniamo che questo sport sia talmente trasversale, talmente così aperto a tutti che oggi era giusto condividere con tutti questa giornata meravigliosa. Una grande festa colorata di rosa che sta interessando tutta l'Alta Marca, da Treviso fino appunto al passaggio del Ponte di Vidor, Valdobbiadene, ed ora ci inoltriamo verso la vallata con il passaggio a Tovena per affrontare il San Boldo, secondo GPM di giornata.